Inizierei proprio con Alessandra Fiaccabrino. Mi piace presentarla e vedere un attimo quali sono le sue idee. Io sono Alessandra Fiaccabrino, ho 39 anni e sono di Palma di Montechiaro. Sono onorata di fare parte di questa squadra di veterani che si sono sempre distinti nel territorio. Ho tanta voglia di fare e tanta grinta. Quello a cui miro è diventare semplicemente uno strumento tecnico della comunità agrigentina. Semplicemente questo, voglio essere trasformato in strumento. Idee chiare. A questo punto dico, siete bene o male vicini di casa, io direi passare ad Antonio Vincenti. Andiamo all'Italia. Antonio, presente. Sì, innanzitutto sono Antonio Vincenti, sono di Licata, ho 61 anni. Non sempre. Sì, ma purtroppo ci siamo. Non sono nuovo alla politica perché da 30 anni praticamente ho ricoperto vari ruoli sia al Consiglio Comunale, alla Presidenza del Consiglio e vice sindaco non molto tempo fa. Ritorno al mio grande amore, la mia prima candidatura degli anni 90, quando ci fu il boom, praticamente fu proprio in Forza Italia, e allora riuscimmo a sbaragliare tutti, così come mi auguro che questa campagna elettorale si possa in qualche modo far ripetere quel grande evento. La motivazione è semplice: la nostra è una provincia purtroppo in questo momento parecchio disastrata, io lo vedo nel mio territorio, ha necessità di un forte slancio. Per fare questo bisogna che la squadra veramente si metta in moto e sia in nuova. E ritengo che grazie anche all'onorevole Gallo, che in qualche modo mi ha pure spronato, e gli amici di Licata e non solo di Licata, possa essere anche io uno strumento. Io considero la politica come servizio e non come utilizzo come molti altri l'hanno utilizzata. Quindi per me è un'esperienza sicuramente nuova come per le regionali, però sempre con molto entusiasmo e molta voglia di fare. Grazie. Dai giovani, anche tra virgolette, ma quelli diciamo con un'esperienza sicuramente un po' meno navigati rispetto agli altri, mi pare giusto la parola a Luigi Salvaggio. Grazie, ringrazio tutti. Ringrazio innanzitutto l'onorevole Riccardo Gallo e l'onorevole Margherita Rocca Rugolo per avermi dato la possibilità di essere candidato nella lista di Forza Italia, per rappresentare la mia città e rappresentare la mia provincia. Sono consigliere comunale dal 2006 a Canicattì, però finalmente insieme al gruppo di amici che mi hanno sempre sostenuto abbiamo trovato un punto d'incontro, cioè dobbiamo portare delle idee nuove per questa provincia. Innanzitutto io mi ritengo da sempre vicino a Forza Italia, perché sono stato penso uno dei primi giovani di Forza Italia che ha sempre sostenuto le idee del Presidente Berlusconi e dei vari deputati che hanno sempre militato in Forza Italia. Le cose principali e le idee che io vorrei portare avanti. Innanzitutto abbiamo una grande occasione, abbiamo un candidato presidente che è Renato Schifani, che come sappiamo tutti è una persona moderata ed è il punto di incontro, il collante tra le varie coalizioni, quindi questo già ci fa ben sperare per amministrare bene la regione Sicilia. Gli altri punti fondamentali sono in pratica, abbiamo l'onorevole Margherita Rocca Rugolo, che è destinata sicuramente ad andare a Roma, però sicuramente farà la sua campagna elettorale anche per le regionali. Abbiamo la fortuna, abbiamo ottenuto, grazie anche alla costanza e alla presenza di Riccardo Gallo, di ottenere anche il listino. Penso, e lo dobbiamo credere tutti, lo dobbiamo far credere a tutti i nostri elettori, che Forza Italia ha l'opportunità e la possibilità di portare dei deputati, perché penso che sia la lista più presente e più forte che ci sia in questo momento in provincia di Agrigento. Uno dei miei punti fondamentali, ve ne dico uno perché è quello che mi sta a cuore: ho 45 anni, sono laureato, però non posso consentire oggi che il polo universitario di Agrigento, in confronto alle altre università che ci sono in Sicilia, sia sempre degradato e bistrattato dagli altri. Non lo possiamo consentire, non posso consentire che i giovani della provincia di Agrigento oggi vadano ancora fuori, a Enna, a Palermo, a Messina, e non restino nella nostra provincia, perché ci sono tutte le condizioni che l'università, il polo universitario di Agrigento abbia il suo riconoscimento. Viviamo in una provincia dove ci sono le condizioni climatiche favorevoli, abbiamo anche gente laboriosa e quindi dobbiamo fare in modo che il polo universitario di Agrigento rinasca. Grazie a tutti. A questo punto passerei la parola a un collega. Io non faccio politica, così, però collega, siccome siamo medici esatti. No, io sono onorato.
Ma ci mancherebbe, sicuramente di grande esperienza, che ritorna nella famiglia, la grande famiglia di Forza Italia, ritorna certamente per esprimere un risultato al massimo delle sue possibilità e gli auguriamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. Niente, io vi dico con grande franchezza che ho ritrovato tanto entusiasmo in questa avventura, in questa nuova avventura. Come voi sapete, io vengo da un'esperienza di 5 anni fa, purtroppo ahimè, che mi ha visto fuori dall'Assemblea regionale siciliana, ma non per responsabilità che mi appartengono, ma soltanto perché il partito malauguratamente non ha raggiunto la soglia del 5%. E quindi nonostante i consensi ricevuti, purtroppo non ho avuto l'onore di ritornare all'Assemblea. Ebbene, io sono stato, devo dirvi, ve lo dico molto francamente, già da tanto tempo sollecitato da tanti amici, qua, di là, da tanti partiti, però onestamente devo dirvi che una mia interlocuzione è stata prevalentemente portata avanti dall'onorevole Riccardo Gallo, con il quale ci siamo visti parecchie volte, mi ha invitato con grande forza a far parte della squadra di Forza Italia, e quindi per questo lo ringrazio particolarmente, ma vorrei ringraziare anche l'onorevole La Roccarruvolo, perché è stata altrettanto magnanima nei miei riguardi e ha accettato anche lei con entusiasmo il mio rientro in Forza Italia. Devo anche ringraziare Gianfranco Miccichè e il presidente Schifani, perché anche loro mi hanno accolto a braccia aperte e questo veramente mi ha dato la carica di poter tornare con forza ed entusiasmo in questa battaglia elettorale, qualunque sarà, qualunque sia l'esito, perché alla fine poi quello che è importante in politica soprattutto è quello della partecipazione, del coinvolgimento e perché chi ha la passione per la politica è chiaro che l'obiettivo è quello di vincere, questo è inutile sottacerlo, questo è ovvio, no? Però la partecipazione già ti dà grande forza ed entusiasmo e io per questo già ho iniziato la mia battaglia elettorale, la mia campagna elettorale, incontrando tantissime persone, sentendole, da domani io percorrerò tutta la provincia girando comune per comune e certo amici e persone che conosco non me ne mancano, io questo lo dico con molta franchezza, io spero soltanto che possano comunque condividere il mio progetto e che possano alla fine scegliermi anche come candidato in Forza Italia. Per me, vi dicevo, è un ritorno nella casa dove sono stato per 20 anni, io per 20 anni sono stato in Forza Italia, lo sapete tutti, ho fatto e ho svolto ruoli di primissimo piano, sono stato presidente della provincia per 10 anni, rieletto cioè eletto nel 98 e rieletto nel 2003 e sapete le rielezioni non sono mai facili o semplici e io nella mia ricandidatura ho avuto anche delle difficoltà che mi provenivano anche dalla stessa area del centro-destra, ma nonostante tutto devo dire, proprio perché avevo ben operato, insomma, ho avuto dalla mia parte ho avuto veramente la gente che mi ha votato con grande favore, raggiungendo anche il 57,4%, ricordo ancora, quindi con un grande risultato, nonostante il mio competitor fosse un competitor di tutto il rispetto, perché c'era stato tutto un disegno, no, per candidare allora il GIP di Agrigento, il cosiddetto amico caro Gigi Pilettelli. E quindi pensando che ad Agrigento, indebolendosi nella città di Agrigento, io potessi in qualche modo non raggiungere l'obiettivo. Ebbene, sono passati 10 anni, poi la fortuna, quando si dice la fortuna, no? Nel fine gennaio del 2008, crisi nazionale e crisi regionale, cadono tutti e due i governi, per cui mi dimetto a settembre, mi hanno chiamato e guarda, dimettiti perché ci sono queste due opportunità. Ebbene, io avrei voluto per la verità anche allora affrontare la mia battaglia elettorale alle regionali, ma non fu possibile perché sono state fatte altre scelte. Il partito ha preferito invece spedirmi a Roma e io sono stato eletto alla Camera dei Deputati e devo dire che per me è stata una grande esperienza, perché è chiaro che non è facile essere allora uno dei 630, ora Margherita La Roccarruvolo sarà una dei 400, quindi ancora più autorevole perché il rapporto è proprio questo, quindi io glielo auguro di tutto cuore. E come vi dicevo, poi ho fatto tutte queste idee, poi alla fine del mio mandato, della mia legislatura nazionale, mi fu chiesto dall'allora nostro leader del partito di candidarmi alle regionali perché la lista era molto debole, l'uscente aveva qualche problema e quindi ci siamo detti candidati, non ti preoccupare, tanto tu tornerai a Roma. Ebbene, io mi candidai per dare un contributo e invece vinsi quella volta
in Siria nonostante tutto, per cui poi mi si chiese, guarda, ma vieni alle nazionali altrimenti no, io non ci vado alle nazionali altrimenti, perché ho chiesto alla gente il voto dicendo che sceglievo le regionali per essere più vicino al territorio e quindi preoccuparmi di più delle questioni territoriali e non andare a Roma. Quindi io non mi divisi, restai alla regione siciliana, ho fatto quell'esperienza, devo dire anche con Margherita, la stessa commissione, io allora ero vicepresidente della commissione sanità e fu per noi veramente una bellissima esperienza, abbiamo affrontato tantissime questioni complessive ma in particolare anche quelle che riguardavano la sanità e dopodiché con la ricandidatura voi sapete bene com'è finita che nonostante i consensi sono rimasto fuori. Bene, adesso io scendo in campo con lo stesso entusiasmo e la stessa passione di prima nonostante la mia età, non solo, e vi dico che io fra poco incontrerò, perché voglio iniziare proprio da loro, avrò un incontro con i giovani, che voglio veramente capire quali sono le loro ragioni, quali sono le loro aspettative, quale può essere il loro contributo, perché è importante, io giovane non sono, per cui ve lo devo fare dire da loro quali sono i veri problemi e quindi partirò proprio dai giovani e dopodiché girerò l'intero territorio agrigentino nella speranza che il consenso possa essere utile ai fini dell'obiettivo che ci siamo prefissati. Grazie. Io mi complimento con il dottore Fontana perché non è facile fare la cronistoria di 25 anni di politica in 40 minuti. Evidentemente è un grande dono per quello della sintesi, non ci sarebbe riuscito. Riccardo da Gran Cavaliere qual è? Ovviamente preferisce parlare prima onorevole La Roccarugolo. Io non sono molto obiettivo nei confronti di Riccardo perché siamo amici da bambini, per cui lo faccio andare a ruota libera e basta. Io devo ringraziare a Margherita e a suo marito, col cuore lo dico, sono veramente emozionato per un motivo solo. 2 anni e mezzo fa abbiamo avuto un rapporto di persone per bene e di un affetto che è nato subito, una fiducia che tutti hanno tentato ogni giorno di rompere, strumentalizzando tutto il contrario di tutto. E io qua ti ringrazio col cuore e ti meriti questo e altro da parte mia. Lo dico veramente col cuore e lo sentite dalla voce. Voglio ringraziare tutti i candidati perché nessuno sapeva che c'era né Margherita in posizione messa a capolista alla Camera e né che ci fosse il listino. E devo ringraziare ad Angelo, a Luigi, alla dottoressa, al dottore Fontana perché era un rischio. Questa è la nostra forza. E io vi ringrazio col cuore perché quelle cose sono andate bene, ma potevano anche non essere così. Oggi abbiamo una fortuna, per la Crozza abbiamo il presidente della regione che è di Forza Italia e questa provincia vi posso garantire che sarà veramente attenzionata in positivo per tutto quello che si potrà fare. Poi con Margherita che sarà a Roma e sarà una delle 400 deputate e quella è una caparra, una veramente che è sincera e le sente avere i problemi delle persone. Sono convinto e io sarò un po' meno filosofo di voi, voglio che ci sia più lavoro per questa provincia e che diamo le risposte alle persone che realmente hanno i problemi. Perché qua c'è povertà. Spero che questo governo, con questo governo, possa dare le risposte a tutte le persone che hanno veramente di bisogno. Tutto il resto per me è giusto, però il lavoro per me è determinato. La parola a te. Persona per bene. Io intanto dico questo, noi oggi ci presentiamo all'elettorato agrigentino e anche nazionale, per le nazionali, a livello regionale con una lista competitiva, come hanno detto tutti coloro che mi hanno preceduta. Questa sinergia nasce da un lavoro che c'è stato e dai contatti che in questi anni sono venuti fuori mano a mano. E per questo ringrazio Alessandra, ringrazio Angelo, Luigi, Vincenzo, Riccardo lo voglio ringraziare e voglio ritagliare per lui un piccolo intervento. E si tratta di questo: io ho conosciuto Riccardo Gallo per la prima volta entrando in assemblea regionale
e poi chi lo conosce meglio di me sa che per tenerlo fermo e seduto c'è un grande lavoro. Quindi però lui, siccome mi è capitato vicino, alla fine abbiamo veramente stretto amicizia, abbiamo cominciato a parlare, devo dire con senso molto distensivo. Abbiamo parlato dei problemi di questa provincia, abbiamo parlato di noi, delle nostre famiglie, è nata un'amicizia tra i banchi di questa assemblea regionale, dove vi posso assicurare che l'amicizia a volte è molto lontana dal nascere e dallo svilupparsi. E a un certo punto io comincio a valutare, tutti sapete, io per mia natura sono una persona costante, non mi piace cambiare, neanche sulla mia persona, chi mi conosce mi vede quasi sempre vestita alla stessa maniera, voglio dire, nel senso che sono molto così, con la tendenza sempre uguale. Per esempio per tagliare i capelli ci penso 10 anni prima di farlo, insomma, quindi sono una che prima di fare dei cambiamenti pensa molto. Invece non ho cambiato marito non perché non voglio cambiare, ma perché lo amo, quindi questa cosa non mi ha fatto cambiare molto pacata, non faccio cambiamenti così repentini, non è da me. Però a un certo punto, e questo lo voglio dire perché anche in questo ultimo periodo tante voci si sono accavallate sui cambi di casacca che mi riguardavano, cioè, non ho mai pensato questo nel momento in cui ho deciso 2 anni e mezzo fa di fare questo passaggio, perché il partito dove ero era un contenitore ormai vuoto, non aveva assolutamente appeal, e se vuoi fare politica la prima cosa devi avere un partito che ti rappresenti e che rappresenti le istanze, che raccogli sul territorio e le porti nelle sedi istituzionali. Questo non era più possibile e da lì ho cominciato a valutare quale forza moderata potesse meglio rappresentare quello che io penso della politica e quelle che sono le necessità che il territorio poneva. E da lì è iniziato un rapporto di interlocuzioni con Riccardo. Lui mi ha portata dal Cavaliere Berlusconi in una giornata di maggio, questo lo voglio dire, di 2 anni e mezzo fa. Abbiamo fatto un percorso che è stato un percorso tranquillo, sereno, di collaborazione. È nata un'amicizia che secondo me oggi va al di là del discorso politico, e da lì poi il lavorare alla lista. Strada facendo ho incontrato tutta la compagnia di Forza Italia Agrigentina. La prima persona che voglio ringraziare è Antonietta Testone, che rappresenta l'Azzurro Donna a livello regionale, quindi mia vicina di casa, diciamo, visto che le distanze della nostra provincia sono notevoli. Con lei abbiamo anche cominciato a ragionare di politica, a ragionare di impegno al femminile. E lì, da lì ho conosciuto tutti gli altri, ma in particolar modo a un certo punto di questo ragionamento con Riccardo noi abbiamo avuto, e questo è il discorso di squadra di cui si parlava prima, noi abbiamo avuto l'opportunità di entrare in giunta con un assessore che rappresentasse non i deputati agrigentini, ma la provincia di Agrigento, e lì Marco Zambuto è stata la persona da noi designata. Quindi questo perché in questo partito, o almeno da quando io ne faccio parte e con la squadra che lo compone, noi abbiamo trovato una sinergia nei ruoli, nella responsabilità da dare e la generosità. Lo ripeterò sempre, guarda, anche se noi dovessimo litigare, te lo dico oggi, potrò dire qualunque cosa di te, non potrò mai negare la tua grande generosità. Lui con una grande generosità poteva cercare qualunque nome, ha cercato quello di Marco, me lo ha sottoposto, l'ha voluto condividere con me. Non siamo stati noi a non volere determinate figure che andassero a ricoprire quel ruolo di assessore alla sanità, ma qualcun altro non ha voluto nomi che Riccardo Gallo sottoponeva diciamo così, ai vertici del partito a livello regionale. Quindi questa è la storia. Da Pietro Marchetta a Claudio, a tutti gli altri, a Filippo, insomma questa è una squadra con la quale, pur non essendo una squadra con cui sono nata, io da subito mi sono sentita parte viva e parte integrante di questa squadra. Stiamo continuando
a fare questo lavoro. Anche la lista nasce dall'essere competitiva e quindi all'amico Vincenzo che ha narrato la sua esperienza, voglio dire, lo comprendo bene, è giusto che lui faccia la sua campagna elettorale, che ognuno di noi dia il massimo, perché come dico sempre, lo ribadisco in questa sede, il vero banco di prova, almeno per me che ho lavorato 5 anni, il banco di prova è il voto del cittadino. Io oggi sarò pure a livello nazionale, non so come ci sono capitata perché una notte, venerdì notte, un tizio che si chiama Riccardo Gallo mi ha chiamato alle 23:30 per dirmi: non vado io a Roma, ci andrai tu. Se mi volevano mettere in difficoltà non ci sono riusciti, perché quando mi hanno detto, una donna ha detto non c'è problema, per me può andare Margherita, e ha spiazzato tutti, quindi ha mantenuto una casella importante per questa provincia, mi ha passato in qualche maniera il testimone, quindi non ho sopportato, non se l'abbiano a male i giornalisti, ma ho sentito testate giornalistiche che dicevano la spunta alla Rugolo, non ho spuntato nulla, perché tra di noi non c'è stata una lotta, non c'è stato nulla, c'era un ragionamento che mi portava a dire Riccardo andrà al nazionale, io rimango alle regionali, mi farò la campagna con la lista che verrà fuori e lavoreremo insieme in sinergia. Quindi questo per sgombrare ogni dubbio da possibili trasformazioni ed elaborazioni distorte dei fatti. Questi sono i fatti. D'altro canto, dicevo prima, io alle nazionali magari ci andrò perché il partito tira e traina abbastanza, magari contribuirò anch'io con la mia presenza, c'è tanta gente che voterà Forza Italia, ma per me il vero banco di prova in questa tornata elettorale del 25 settembre è rappresentato dalle regionali, perché ho lavorato e voglio capire se la mia gente, se la gente agrigentina che va da Licata a Montevago, proprio qua ci vuole, siamo dalla parte opposta di questa provincia, ha capito il lavoro che ho fatto o se ha da rimproverarmi qualche cosa, e questo lo potrò capire solo con il voto, non ci sono altri mezzi. D'altro canto il cittadino che lamenta di avere liste blindate, di non poter esprimere la propria opinione, questa più che mai è l'occasione propizia per poter dire voglio essere rappresentato da Tizio piuttosto che da Caio. Quindi questo per me è un momento bellissimo, esaltante, a conclusione di 5 anni di lavoro che ho portato e ho cercato di utilizzare al meglio ogni momento di questo tempo, sia da Presidente della Commissione sia da Deputato per tutte le altre istanze, perché poi non è vero che non è che mi sono solo fatta carico delle istanze sanitarie, mi sono fatta carico di tutte le richieste che arrivavano e che il territorio sollecitava, dal turismo all'agricoltura alla pesca, tanto per dire. Quindi è ovvio che su questi temi dobbiamo lavorare e dobbiamo continuare a dare il massimo. Certamente oggi abbiamo delle opportunità che sono legate, ieri sentivo a Caltabellotta il procuratore Grasso, come ama essere definito, e il procuratore Grasso diceva proprio questo: bisogna attenzionare, forse fare dei protocolli per quanto riguarda i fondi del PNRR per evitare che ci possano essere che possano essere distorti in qualche modo. Questo deve essere il compito della politica e anzi questi processi vanno agevolati proprio perché dal PNRR questa terra può avere tanto e noi dobbiamo lavorare per questo. Quindi per me oggi si apre una bellissima pagina, un bellissimo momento elettorale, saranno quasi 30 giorni, 25, quello che è, 25 giorni di una competizione che mi auguro non solo con i colleghi che sono seduti a questo tavolo, ma con i colleghi delle altre liste, esaltanti, puliti all'insegna ognuno farà la sua campagna senza necessariamente fare le scarpe agli altri, ma siccome in politica tutto è possibile io non mi meraviglierò di nulla, con l'entusiasmo che mi caratterizza io porto avanti la mia battaglia, la mia campagna elettorale. Una cosa la voglio dire da questa sede e per le emittenti che ci stanno seguendo: che qualcuno si mettesse in mente che andandosene alle nazionali perde il contatto col territorio. Non esiste, vi dico una cosa e non cambierò perché io sono proprio di coccio, come dicono a Roma. Io ho messo la mia faccia per le amministrative di Montevago, sarà un virtuoso questo paese, ma mi ha dato l'onore di rappresentarlo due volte, io quei voti, quella gente ce l'ho scolpita nella testa, non li lascerò mai
per andarmene a Roma e per non tornare, potrò andare a Roma 3 giorni la settimana anziché a Palermo, ma tutti dovranno sapere che venendo qui per Montevago sarò qui per il territorio agrigentino, sarò qui per stare in mezzo alla mia gente, così perché vivo e ho sperimentato la politica del sindaco. Caro Vincenzo, il sindaco non può dire oggi non ci vado, non può dire oggi non ti ascolto, non può dire oggi spengo il cellulare, perché qualunque istanza il cittadino, e qui c'è qualcuno che ne sa più di me perché ha vissuto l'esperienza, il sindaco deve avere H24, il cellulare aperto e la porta spalancata per i propri cittadini. Io questa mentalità l'ho applicata a livello regionale. Per me la provincia di Agrigento è come se fosse una grande comunità che va servita e va seguita e va ascoltata. Questa sarà la mia politica, sia che rimango alle regionali sia se vado alle nazionali, quindi non posso che ringraziarvi. Voglio ribadire ancora una volta questo concetto di squadra oggi, Forza Italia, e per questo ringrazio il Presidente Viccichetti, ringrazio il Presidente Berlusconi perché con la sua bella età si è rimesso in discussione, ha nuovamente pensato che solo scendendo in campo in prima persona puoi ottenere risultati a 2 cifre, può venire chiunque al di là dello stretto per venirci a convincere, ma io sono certa che Forza Italia sarà il primo partito in questa competizione elettorale per quanto riguarda la nostra regione, sia a livello regionale che a livello nazionale. Due concetti, uno colgo l'occasione per esprimere il mio ringraziamento. Il mio ringraziamento al partito di Agrigento, a Forza Italia di Agrigento, a Riccardo e a Margherita in particolare, perché io ho potuto svolgere quasi 2 anni una funzione prestigiosa, bellissima, che mi ha consentito di poter servire la mia terra, e per chi ha la passione della politica questa è una cosa bellissima e io sono grato di questa responsabilità che mi è stata attribuita. Spero di averla, sicuramente l'ho svolta cercando di dare il massimo, spero di averla svolta al meglio, e per me è stato un grandissimo onore riuscire a servire la mia terra e di questo sono grato, e sono grato davvero di cuore, e sono qui a servizio di questo progetto e di questa squadra. L'altra riflessione, che è una riflessione politica, voglio che si sottolinei il fatto come il partito di Agrigento oggi conquisti, e non lo conquista a caso, lo conquista grazie a questa rappresentanza parlamentare che ha fatto un lavoro significativo dentro il partito regionale e dentro l'assemblea regionale. Oggi conquista 2 postazioni significative. Oggi il partito di Forza Italia di Agrigento conquista il primo posto alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale e conquista il posto del listino alle elezioni regionali. Questi non sono fatti che capitano, diciamo, casualmente, questi sono fatti di un riconoscimento importante al partito di Agrigento, che carica ancora di maggiore responsabilità ognuno di noi nell'andare a cercare voto per voto. La campagna elettorale inizia oggi e per noi inizia con ancora maggiore carica. Dobbiamo levarci dalla testa che siccome abbiamo i numeri 1 la partita è scontata. No, questo a noi dà maggiore carica proprio perché c'è un maggiore riconoscimento del partito nazionale, del partito regionale a questa squadra, a questa classe dirigente, e quindi che ci porta a dover cercare ancora con maggiore forza in questi 25 giorni che ci attendono ogni voto casa per casa. Questo è quello che dobbiamo fare. Grazie.